Gentili intervenuti, buonasera. Grazie. Un grande benvenuto a voi per ascoltare la nostra banda musicale Neghiero, Antonio Lerci, in particolare indistintamente a tutti. Bene, oggi il concerto, come ogni anno, il concerto Santa Cecilia, la patrona dei cantanti e musicisti, che la banda musicale Antonio Lerci Neghiero fa ogni anno. Bene, la banda, si sa, lo sappiamo, è presieduta dal signor Salvatore Camerada, è condotta dal direttore artistico, il maestro Pietro Dore. Diplomato al Conservatorio Lucicale Padignola, ha collaborato con l'Orchestra Filarmonica della Sardegna, ha insegnato presso l'Università della Terza Età di Alghero le materie teorico-pratiche musicali e presso la Scuola Elementare Sacro Cuore e le medie, sui corsi musicali per bambini e ragazzi disattardati, svolti per migliorare la loro qualità di vita e superarne attraverso la musica le loro incertezze e paure. Docente dei corsi bandistici da più di 20 anni, riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna, e dal 2002 direttore artistico della Lerci. Pietro Dore. Il primo brano che ascoltiamo, Riflessi, musica di Michele Netti, dirige il maestro Dore.
Secondo brano, Santana, musica di Santana e Puente Coster. Flor di Luna, Oye como va, Europa. Maestro Pietro Dore.
Grazie, grazie maestro. Siamo andati bene, sì? Bene, quest'anno per il nostro patrono San Michele la banda musicale e la direzione hanno proposto un Vive Draghiero, un ragazzo molto in gamba, Marco Cherchi. Poi ci sarà qualche altro brano con Marco Cherchi e poi parleremo di lui. È il tempo di prepararsi. My Way, la musica di Polacca, Marco Cherchi. My case, of which I'm certain, I lead a line that's true. I travel it and every highway and more, much more than this I did in my regrets. I have a few, but then again, too few to measure. I did what I had to do and saw it through without exemption. I played a child course, each careful step along the byway and more, much more than this I did in my way. Yes, there were times I truly knew when I bit off more than I could give, but through the door, when there was doubt, I let it go and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I laugh and cry, I am my fear, my shadow losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I didn't that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. And now the end is near, and so I face to find the curtain. My
state my case, of which I'm certain. I lead a life that's full. I travel nation and every highway, and much more than this I did in my way. For what is a man that is not, if not insane, what has got to say the things it truly feels, and all the words of happiness that record shows, and I took notes and did it my way. Sentiremo Marco tra qualche minuto ancora. Bene. Maestro, siamo pronti, sì? Sentiamo Make the Knife, la musica di Cartiwell. Maestro Pietro Dore.
Grazie anche da parte della banda, grazie a tutti voi. Bene, Music for Michela di Pavel Stan, maestro Pietro Dore. Bene, adesso un altro gradito ospite. Ha cantato in vari festival della canzone ungherese, stimatore della stessa e delle tradizioni popolari, sempre disponibile alle collaborazioni artistiche. Una veu de Leghi, Franco Mulas. Amatore di come si chiamava ricercare. Il tempo di prepararsi. Un attimo.
Bene, Franco ci presenta un brano di un nostro amatissimo concittadino, Lupa Ismeu di Antoni Cava. Fulla, un ringraziamento da parte del Presidente Salvatore Generale, al maestro Diego Dore, grazie per la collaborazione sempre con loro.
Grazie, un omaggio al nostro autorità. Bene, siamo arrivati al momento cruciale della serata. Come ogni anno è la banda musicale, da molti decenni l'associazione dell'IRC nella giornata in ricordo di Santa Cecilia, patrona di musicisti e cantanti, assegna il premio Santa Cecilia, un riconoscimento alla carriera musicale che viene dato per aver dato lustro alla città di Alghero, diffondendo la cultura e la propria tradizione. Sono stati insigniti di tale premio nell'ultimo decennio Natale Leone, Giovanni Dore, il duo Pilisi, signor Pasqualino, con Francesco Chessa, Pino Ferrari, Sant'Onello Cone d'Archise, Giovanina e Ciro Fada. Bene, questo premio quest'anno sarà assegnato a un musicista autodidatta. È stato uno dei più appassionati autori della canzone algherese e più attivi nella preservazione della nostra lingua. Ha fatto parte della banda cittadina e scrive partiture e arrangiamenti portando avanti nel contempo la sua produzione artistica di poesie e canzoni. Partecipa a molte iniziative culturali in Catalogna, dove nei primi anni 60 registra le sue canzoni con la casa discografica Edicisa. Begli Algheri, Villa del Marinè, Villa del Marinè di Algheri. Collina di Oliva, Naral, Primavera sono le canzoni che lo rendono popolare. Ma è un paese mio, canzone diventata un atto d'amore per la città di Alghero, sempre amata da lui. Il comune gli ha intitolato una piazza il 26 gennaio, piazza Antonio Cari. Qui abbiamo una rappresentanza della famiglia, abbiamo il figlio Pasqualino Cao, se vuole accomodarsi. Vuoi dire qualcosa, Pasqualino? Ma mi sembra che un po' di roba l'hai già detto tu. Dunque, quello che volevo dire è solo una cosa, che appunto mio padre, come hai detto tu, ha collaborato per, non lo so, 20-25 anni con la banda, con il maestro Medica, addirittura figura, è stata vasta banda del maestro di Antonio D'Alerci, perché appunto. E quindi volevo così raccontare una cosa molto veloce. Poi tra l'altro noi nel 62 siamo andati a Cagliari, quindi mio padre ha continuato a scrivere le canzoni algheresi e volevo dire una cosa ancora più importante. Nella banda di Alghero ho collaborato anch'io per 10 anni suonando con lo strumento che suonava la signorina, il piccolo di bemolle. Sempre spinto dall'entusiasmo per la musica di mio padre, arrivato a Cagliari, anch'io, invece di continuare gli studi in ragioneria, mi sono iscritto in conservatorio. Mi sono iscritto in conservatorio, sono diventato professore d'orchestra dell'Enterico di Cagliari, ho insegnato tanti anni nella scuola, nel conservatorio di musica e ho fatto da una vita il concertista. Tutto questo lo sto dicendo perché se oggi io ho tutti questi titoli e sono diventato quello che sono, lo devo esclusivamente alla banda di Alghero. Quindi io devo ringraziare tantissimo la banda di Alghero che da piccolino e mio padre, che appunto già suonato, che da piccolino mi ha instradato nell'arte e della musica, e io, partito da Alghero perché nel 62 non c'era niente, arrivato a Cagliari, una cosa che ho fatto, c'è un conservatorio di musica, mio padre, vai subito a studiare musica, e quindi l'ho finita a studiare musica e a fare una mia carriera musicale. Quindi comunque ringrazio innanzitutto il presidente della banda, Don Cagliari, il presidente della banda musicale è un mio grande amico dal 1950, non lo so.
noi abitiamo a Cagliari da 50 anni, quindi immaginate, io ho fatto 20 qui e 50 a Cagliari, quindi pensate quanti anni conosco quel signore di Camerata. Naturalmente dalla banda musicale non conosco nessuno, conosco ancora quel signor Saiu, quello lì che sempre fa. Che è rimasta ancora la banda musicale. Naturalmente ringrazio il maestro Dore che vi faccio direttamente i complimenti perché ho trovato la banda in ottime condizioni. Naturalmente grazie al maestro Dore perché comanda tutto la banda musicale e il direttore perché il pesce puzza sempre dalla testa, è vero? Quindi ancora grazie a tutti, grazie alla banda, grazie alla banda, grazie al presidente, grazie al maestro Dore, grazie all'amico che conosco anche lui, non mi ricordo quanti anni, Bernardino. Un attimo Pasqualino, che adesso il presidente Salvatore Camerata, consiglio primo, Santa Cecilia, Banda Musicale di Alghero. Quindi lui, il padre, il signor Saini, questi sono gli avanzi di quel tempo. Adesso siamo pensionati, adesso bisogna ricordarci di quei tempi e con tutte le cose che ci avanzano cercare di passare la mano a questi ragazzi. A me mi ha fatto immensamente piacere trovarmi con Pasqualino dopo tutti questi anni e naturalmente parlando di musica ci troviamo al nostro agio, perciò Pasqualino le auguro anche a lui di continuare sempre perché non si può fermare quando uno ha la musica e quando la musica l'ha nel sangue. Perciò Pasqualino, sempre attivo, ti ringrazio. Grazie signor Presidente. Prego. Pasqualino, ciao a tutti, saluti da Alghero.